Buongiorno con l'appuntamento odierno di TV Notizie. La nostra copertina oggi è stata dedicata all'incontro di stamattina tra la Madonna e il Cristo durante la processione del Gesù appassionato e la Madonna addolorata, seguita da tantissimi fedeli, insieme alle confraternite cittadine del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima dei Sette Dolori. Oggi, venerdì santo, entra nel vivo appunto la Pasqua, un grande significato per i nostri difficili giorni, una Pasqua per tutti, anche per i più deboli e per quanti hanno la responsabilità di guidare la società. Le parole di Don Giuseppe Pontillo ai nostri microfoni, a seguire Don Lillo Argento, ha seguito la processione stamattina la nostra Margherita Trupiano. Don Giuseppe Pontillo, un valore della Pasqua che nella nostra società assume certamente un significato ancora più pregnante considerato il momento che stiamo vivendo. Ecco, cosa significa per la Chiesa avere questa grande responsabilità? La Pasqua del Signore Gesù significa prima di tutto annunzio della pace, il primo dono che il risorto fa quando apparendo agli Apostoli nel cenacolo dice pace a voi. Mentre stamattina stiamo percorrendo le strade della nostra città si sentono volare nel cielo aerei militari. Sembrano prove tecniche, sembrano allenamenti, ma comunque un tuono che richiama costantemente alla preghiera per la pace che stiamo dedicando a questa processione. La pace è quella internazionale, una pace nazionale, anche la ricerca del bene comune di ogni cittadino italiano, ma una pace anche personale che ognuno di noi deve costruire, perché siamo chiamati a costruire nel piccolo per poter anelare e gridare alla pace per le cose più grandi e significative. E in particolare questa nostra società oggi vive di un problema acuito anche dagli interessi che dietro la pace ci sono, una povertà diffusa. Ecco, la Pasqua e la povertà in che rapporto stanno? Strettamente correlati, perché il Cristo sulla croce è il Cristo spogliato, è il Cristo che assume proprio questa povertà umana e la porta sulla croce per redimerla. Il passaggio deve essere poi di ogni credente, di ogni cristiano che deve entrare dentro la consapevolezza di questa povertà umana che è redenta, e forse il limite più forte in questo momento è il silenzio di tanti cristiani, di quelli che sono chiamati alla responsabilità di governo e politica, a quelli che siamo chiamati a sollecitare chi ha responsabilità di governo e politica come cristiani a dire ogni giorno pace. Il suo augurio di Pasqua? Che sia un augurio veramente di pace nelle nostre case, nelle nostre famiglie, in Terra Santa, in Ucraina, ma una pace che possa essere veramente non irenismo, ricerca così formale, ma sia veramente impegno concreto, con gesti concreti, con azioni che... Sono giorni importanti per la comunità cattolica, tante le funzioni religiose come quelle di ieri del Giovedì Santo con la Santa Messa in Cena Domini, la lavanda dei piedi e la veglia di preghiera. Sentiamo l'intervista fatta sempre da Margherita Trupiano a Don Maurizio, parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria. Don Maurizio Mangione, sono giornate importanti per la comunità cattolica questa, e anche all'interno della Chiesa Cuore Immacolato di Maria ci sono tante funzioni religiose. Oggi è il Giovedì Santo. Intanto come si celebra, qual è il messaggio che lancia, come vi siete preparati in questo senso? Ma già ci siamo preparati con la Quaresima, 40 giorni di di questa sera vivremo due momenti molto importanti. Il momento dove ricorderemo e celebreremo, più che ricordo è il memoriale della istituzione dell'Eucarestia, Gesù che ci lascia questo segno di amore, questo sacramento dove si dà all'umanità e che vuole essere mangiato da ognuno di noi per essere poi noi cibo anche per gli altri. Il mondo è affamato e ha bisogno di
uomini e donne coraggiose che testimoniano l'amore di Dio, e quindi noi dobbiamo essere questo pane fresco, pane appena sfornato, che uscendo dalla Chiesa si spezza per gli altri. E poi faremo anche un gesto importante durante la messa, quel gesto che fece Gesù nell'ultima cena, dalla lavanda dei piedi. Abbiamo bisogno di scendere dai nostri piedistalli e lavare le sofferenze dell'umanità, le piaghe di questa umanità che soffre, un'umanità dove è lacerata da 1000 problemi, 1000 situazioni, guerre, problemi nelle famiglie, situazioni a volte che ci lasciano con sgomento, omicidi, femminicidi. Viviamo in una società che è veramente ferita e oggi abbiamo bisogno, ognuno di noi, di curvarci, mettere il grembiule del servizio, saperci sporcare le mani e anche, ecco, lavare i piedi di questa umanità che, dicevo, appunto vive ferita dalle 1000 situazioni che purtroppo sono presenti nella nostra società. E Venerdì Santo è in arrivo. Ecco, in questo senso, come avete organizzato il vostro impegno cattolico e cristiano? Sì. Domani noi vivremo l'azione liturgica, non si celebrano messe, ma se non l'azione liturgica, che è il momento dove la Chiesa, l'unica volta all'anno, adora la croce, sapendo che in quel legno dove Cristo si è lasciato inchiodare sono stati inchiodati i nostri peccati, quindi dall'albero secco viene fuori l'albero della vita, quell'albero che ci ha rigenerato, dove Cristo si è immolato, e quindi nella celebrazione di domani ognuno farà anche un gesto bello, bacerà la croce per dire: Signore, tu ti sei lasciato inchiodare e lì su quel patibolo hai pagato tu per me. E poi accoglieremo all'inizio della celebrazione qui in parrocchia il simulacro della Vergine Addolorata, che verrà intronizzata ai piedi del crocifisso, e anche lì ci ricorderemo che c'è una mamma che ha sofferto, soffre il dolore del figlio, e in quella mamma noi vediamo anche tutte le mamme del mondo che purtroppo piangono le 1000 situazioni che tante volte si presentano nella famiglia, ma soprattutto piangono il dolore della perdita dei figli. E in parrocchia noi assistiamo tante mamme, tanti papà che purtroppo hanno perso i figli, e viviamo anche momenti della consolazione stando dinanzi a Gesù sacramentato. Poi avremo anche il Sabato Santo, che è il giorno aliturgico, dove la Chiesa non celebra nessuna liturgia se non la preghiera, quella intima, personale, proprio per ricordare il silenzio, il Cristo che risiede nel sepolcro. E la Chiesa aspetta con fermento quell'evento importante che è la risurrezione, quando la sera alle 23 celebreremo la veglia pasquale, dove ci saranno i vari riti, la benedizione dell'acqua, la benedizione del cero pasquale, del fuoco, e poi entreremo in chiesa e lì aspetteremo il momento della risurrezione di Cristo, dove il messaggio che Cristo ci consegna è proprio questo: io sono risorto, adesso voi non vivete un cristianesimo dove si vivacchia, ma un cristianesimo che vi porta a vivere una vita nuova, una vita da cristiani coraggiosi, da cristiani che escono fuori e portano il messaggio di salvezza. E ci spostiamo a Raffadali, che vive intensamente le celebrazioni legate alla Santa Pasqua. Dopo la messa del Cena Domini del Giovedì Santo, la processione denominata la Connutta, che vede la presenza tipica dei lamentatori, il nostro servizio. Raffadali vive intensamente e profondamente le celebrazioni legate alla Santa Pasqua. Il primo importante appuntamento si tiene il Giovedì Santo, con una funzione davvero singolare in programma dopo la messa del Cena Domini. Si tratta di un momento tipico del luogo, molto atteso e partecipato, l'unico in tutta l'arcidiocesi di Agrigento. Riguarda la processione della cosiddetta Connutta, che rievoca l'episodio di Gesù condotto dopo l'arresto da Pilato, da Erode, dal sommo sacerdote Caifa. Il corteo è partito dalla chiesa madre e è arrivato alla chiesa del Carmelo.
poche centinaia di metri percorsi in 2 ore e mezzo. Durante il tragitto si alternano riflessioni sulla passione di Cristo e i caratteristici canti dei lamentatori tipici di Raffadali. E sempre in tema pasquale, una rappresentanza della Confraternita Maria dei Sette Dolori di Agrigento è stata ieri al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio per augurare una buona Pasqua, distribuire gadget e uova pasquali ai bambini ricoverati il servizio. Una rappresentanza della Confraternita Maria dei Sette Dolori di Agrigento è stata ieri presso il reparto di pediatria per augurare la buona Pasqua a tutti i bambini ricoverati nel reparto dell'ospedale San Giovanni di Dio. Diretto dal dottor Giuseppe Gramaglia, per l'occasione ai bambini sono stati distribuiti dei gadget a forma di uovo con i colori, i disegni e tanto altro per alleviare le sofferenze. È la prima volta che la rappresentanza della Confraternita Maria dei Sette Dolori si reca ad Agrigento per questo gesto di solidarietà e di amicizia. Questa mattina sono venute a trovarci anche l'Arciconfraternita della Dolorata di Agrigento. È la prima volta che vengono nel reparto, ma apprezziamo sicuramente il gesto cordiale e gentile che i giovani della confraternita hanno avuto verso i bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Anche loro, come ieri sera, come sabato, verranno sempre delle attività sociali per creare quel collegamento ideale che c'è tra il mondo esterno e il reparto di pediatria, in una comunicazione di rapporto tra l'esterno, e quindi la cittadinanza, e i bambini e le famiglie ricoverate nel nostro reparto. Un'occasione unica che sicuramente sarà caratterizzata da un rapporto di affetto con i bambini e le loro famiglie, ma che tuttavia dovremmo, con il superiore che è qui accanto a me, cercare di riportarlo anche negli anni a venire per creare questo contatto umano di affetto, di solidarietà e di amore tra l'esterno e i bambini. Ci impegniamo per farlo. Grazie. I giudici della seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza del Tribunale di Agrigento, hanno assolto per non avere commesso il fatto Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente ed ex assessore all'ambiente del Comune di Agrigento, e Daniele Gucciardo, operatore in servizio alle Maccalubbe e attuale presidente del Circolo Rabat di Agrigento, il servizio. I giudici della seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza del Tribunale di Agrigento, hanno assolto per non avere commesso il fatto Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente ed ex assessore all'ambiente del Comune di Agrigento, e Daniele Gucciardo, operatore in servizio alle Maccalubbe e attuale presidente del Circolo Rabat di Agrigento.
I 2 imputati erano finiti a processo per la morte dei piccoli Laura e Carmelo Mulone, i bambini di 7 e 9 anni, deceduti nel settembre del 2014 in seguito all'esplosione dei vulcanelli alle Maccalube di Aragona. In primo grado Fontana è stato condannato a 6 anni di reclusione, mentre 5 anni e 3 mesi era stata la pena inflitta a Gucciardo. Il terzo imputato, Francesco Gendusa, dirigente responsabile delle aree protette, era stato assolto. I piccoli Laura e Carmelo Mulone, rispettivamente di 7 e 9 anni, vengono accompagnati dal padre Rosario, carabiniere in servizio a Cattolica Eraclea, presso le Maccalube di Aragona per festeggiare con un'escursione il compleanno di Carmelo. Da lì a poco la tragedia, una marea di fango e terra dovuta allo scoppio di un vulcanello ha travolto i 2 piccoli. Per Laura ci fu un tentativo disperato di rianimazione, mentre il corpo del piccolo Carmelo, che festeggiava il suo compleanno, fu ritrovato soltanto dopo diverse ore di scavi in mezzo al fango. Passiamo alla politica. Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, insieme alla presidente del movimento Laura Castelli, al deputato Francesco Gallo, al parlamentare siciliano Ismaele Lavardera, hanno presentato ieri alla Camera, nel corso di una conferenza stampa, le altre forze politiche che hanno scelto di aderire al progetto Libertà per le prossime elezioni europee. Il servizio. Cateno De Luca svela il simbolo con cui il suo Fronte della Libertà correrà alle prossime elezioni europee. La parola libertà è in primo piano e costellata da 13 simboli, da Sud Chiama Nord a Grande Nord, al Movimento per Italexit, a Insieme Liberi, fino al Partito dei Pensionati e Noi Agricoltori. 4 simboli per un totale di 17 complessivi sono ancora da riempire. Siete le stelle del firmamento della libertà, ha detto De Luca nel corso della conferenza stampa svolta alla Camera, in cui ha annunciato la sua ultima adesione. Tra questi, candidata ci sarà anche Piera Aiello, ex 5 Stelle e prima testimone di giustizia ad essere eletta in Parlamento. Una deputata, chi mi conosce sa che io non sono una politica. Io sono una donna del popolo, lo sono sempre stata. Prima di tutto ringrazio la mia collega, ma soprattutto ringrazio Ismaele, perché io sono stata corteggiata da diverse fazioni politiche nel candidarmi, da sempre. Il problema è che mi sono ritrovata di punto in bianco a non avere più una madre politica. Io non credevo più nella politica, perché vivendola in questo palazzo, inizialmente mi era stato promesso di poter lavorare, perché io non chiedevo nulla. Cateno De Luca, in vista del voto per l'Europarlamento, ha siglato anche l'accordo con Grande Nord, partito fondato dall'ex leghista Bernardelli, con il movimento Noi Agricoltori. Tra gli altri sarà candidato anche Paolo Silvagni, soprannominato Mister Varle Verde, in quanto è titolare dell'omonima azienda di scarpe. In squadra anche Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, Insieme Liberi, e il Movimento per la Libertà Vaccinale, come anche il Movimento Vita, che vede come candidato il giornalista d'inchiesta Francesco Amodeo. Il 4 aprile si completerà il firmamento con tante altre stelle. Le nostre sono stelle, le possiamo esporre, altri si vergognano. Infatti, a differenza di altri, noi non abbiamo alcun problema di dire con chi siamo e soprattutto di valorizzare tutti gli altri. E il problema di Renzi in questo momento è quello di raccattare a tutti i costi dei voti da tutte parti d'Italia, però ovviamente si vergogna nei suoi compagni di viaggio. Chissà se la Bonino batterà un colpo, speriamo. Perché si deve vergognare? Qual è la situazione? Ma è molto semplice. Noi non possiamo partire dal presupposto che chi ha avuto a che fare con la mafia, che è certificato, oggi continua a condizionare le istituzioni. Ecco qual è il tema. E non possiamo pensare che solo per raccattare qualche altro voto diamo da questo punto di vista il diritto di cittadinanza comunque a chi in passato ha sbagliato e continua a sbagliare. E noi in Sicilia lo possiamo ampiamente sostenere. Sulla querela? Ma che lo auguro che lo faccia. Ma non c'è, dovremmo fare un noi per la compravendita. Disservizi per i passeggeri provenienti dal continente all'aeroporto di Catania, impossibilitati a prendere il pullman della SAES Trasporti per raggiungere Agrigento. Ce ne parla meglio Eugenio Cairone. Arrivati all'aeroporto di Catania viene impedito di salire sull'autobus per Agrigento perché non ci sono più posti.
Questa l'accoglienza da parte della SAIS per tanti agrigentini giunti dal nord. Sotto accusa l'azienda trasporti che collega Fontana Rossa con la città dei Templi. Praticamente un autobus ogni ora, anche nei giorni di maggior traffico come Natale e Pasqua, e nulla viene fatto dalla stessa azienda per evitare pesanti disagi alle persone. Una situazione inconcepibile che dovrebbe smuovere i parlamentari siciliani e quelli agrigentini in particolare per costringere proprio la SAIS ad avere rispetto della gente attraverso l'incremento dei collegamenti in occasione delle festività. Si eviterebbe il ripetersi di casi davvero intollerabili. Quanto accaduto mercoledì sera all'aeroporto di Catania è semplicemente vergognoso. Sono arrivato puntuale con il volo da Milano, dice un giovane, e non sono riuscito a salire sull'autobus della SAIS in partenza per Agrigento perché non c'era più posto e non è stato possibile nemmeno fare il biglietto per la corsa successiva, essendo i taglianti anch'essi già esauriti. Alla biglietteria mi dicono che bisogna aspettare mezzanotte per la corsa disponibile. Un racconto allucinante che non ha bisogno di ulteriori commenti, che dovrebbe a questo punto sollecitare il governo regionale a darsi da fare sul serio per garantire un minimo di rispetto per i siciliani. Raggiungere Agrigento dall'aeroporto di Catania per gli agrigentini che utilizzano i mezzi della SAIS non deve rappresentare un'odissea. Staremo a vedere cosa riusciranno a fare il presidente Schifani e il suo assessore ai trasporti. La Guardia Costiera di Porto Empedocle ha seguito il sequestro di un lavaggio per auto ad Agrigento. I sigilli sono stati messi in un'attività commerciale nei pressi di San Leone. Il titolare è stato anche deferito all'autorità giudiziaria. L'accertamento avvenuto dalla Guardia Costiera, unitamente ai tecnici dell'ARPA, rientra nel giro di controlli in materia ambientale. In particolare sarebbero emerse alcune irregolarità nel ciclo di depurazione delle acque reflue non filtrate e immesse direttamente nel suolo. L'ARPA ha prelevato dei campioni che adesso saranno analizzati in laboratorio. Si tratta del secondo autolavaggio sequestrato ad Agrigento, avvenuto nel quartiere di Villa Seta. L'assessore Turano, il nuovo corso della formazione professionale siciliana. In questa intervista dei colleghi di Trapani. Assessore, andiamo nello specifico. Cosa cambia rispetto a prima? Cambia tutta la formazione professionale. L'avviso 7 è stata una grandissima partita, una grandissima scommessa e diremo grandissima vittoria quando la formazione una volta per tutte andrà in regime facendo le cose che servono al mercato. Finora la formazione professionale aveva sempre finanziato l'offerta, la regione metteva a bando dei soldi e gli enti proponevano quello che volevano. Il 70-l'80% dei corsi riguardavano parrucchieri ed estetisti. Oggi stiamo finanziando la domanda, quello che serve al mercato del lavoro, alle imprese e a tutti quelli che decidono di qualificarsi per trovare un posto di lavoro. Quindi più di questo, voglio fare un esempio. Se c'è un signore che entra in un negozio di abbigliamento e decide di comprare 30 giacche e un paio di pantaloni, secondo me non fa un buon acquisto. Alla fine arriverà a casa e quelle 30 giacche magari non le utilizzerà. Se invece compra un paio di pantaloni, una camicia e una giacca, avrà fatto un vestito e può utilizzarlo. Noi abbiamo fatto questo. Da oggi in poi la formazione non serve più per distribuire risorse. Assessore, la considerazione mentre lei parla viene d'obbligo farla. Ecco, la dico in siciliano, non si può accontentare a tutti. Ma non si tratta di accontentare a tutti, perché io sarei stato contento di poter accontentare tutti se avessero fatto una cosa che serviva al mercato. Non ci sono più soggetti che si preoccupano di fare carpentieri, falegnami, gli idraulici, i muratori, gli addetti alla cassa, i banconisti, i frigoristi, gli addetti al commercio, al terziario. Guardi,
Per essere chiaro, io ho fatto l'assessore alle attività produttive e mi è venuto facile prendere i codici fiscali dei soggetti che avevano fatto i corsi per parrucchieri e estetisti. Ho verificato che quei codici fiscali non erano stati assunti, ho verificato che quei codici fiscali non avevano attivato una partita IVA, quindi nella migliore delle ipotesi lavoravano in nero e noi invece vogliamo fare lavorare in regola le persone. Certo, mi rendo conto che magari è più pesante fare un corso per carpentiere piuttosto che per parrucchiere, ma se il mercato non chiede parrucchieri e chiede carpentieri, io che cosa devo finanziare? Nel 2023 sono stati oltre 426.000 gli interventi effettuati dal 118 in Sicilia e dato è stato reso noto durante il convegno nazionale Prospettive del sistema emergenziale che si è svolto al Palazzo della Cultura di Catania in occasione dei 32 anni dall'istituzione del servizio di emergenza-urgenza, meglio conosciuto come 118 in Italia. La corrispondenza. Un momento di confronto fra attori importanti, autorevoli del sistema emergenza-urgenza dell'Italia, esponenti autorevoli delle principali società medico-scientifiche nazionali che si occupano di emergenza-urgenza e nel contempo l'intento è quello di promuovere, divulgare, perché no, sensibilizzare quella che è la gestione dell'emergenza sanitaria extraospedaliera in Sicilia, l'attività del DUE, la rete territoriale dell'emergenza urgenza e si fa in un giorno, in un momento particolare. Proprio ieri ricorreva il 32esimo anno dell'istituzione del servizio del 118. Il 118 è un servizio che non si ferma mai, è in continuo movimento, in continua evoluzione, sono oltre 426.000 gli interventi del 2023, un dato importante che mostra un trend in crescita ma che mostra un assetto di squadra che parte dall'assessorato regionale della salute, alla SEUS, a tutti i dipendenti, gli operatori della SEUS, amministrativi, autisti soccorritori e poi tutte le centrali operative, gli equipaggi sanitari, medici, infermieri. Siamo una grande squadra al fianco dei cittadini. Il confronto serve perché consente ancora una volta di affermare la necessità di un potenziamento delle risorse umane, dagli autisti soccorritori agli infermieri e ai medici. Bisogna ampliare la platea, rivolgersi non soltanto ai medici anestesisti ma anche ai medici di area critica, completare il procedimento di individuazione dei nuovi autisti soccorritori. Molti di quelli che in atto occupano queste attività sono oramai non più giovanissimi con alcune limitazioni funzionali. L'obiettivo è ancora quello di potenziare sotto l'aspetto tecnologico il 118, c'è un contratto con la team e si sta lavorando intensamente per rendere sempre più capillare e efficiente il sistema che consentirà anche attraverso la telemedicina la possibilità di un intervento anche a distanza, garantendo la sicurezza dei pazienti e quell'intervento immediato per garantire un sistema integrato di gestione del soccorso che è quello per il quale stiamo intensamente lavorando insieme al management della SEUS che sta lavorando con grande intensità e determinazione. La nostra società scientifica, la Simeu, che è una società di medici e infermieri, sposa completamente il sistema del tutt'uno, cioè emergenza territoriale ed emergenza ospedaliera, in cui medici e infermieri possono ricoprire nello stesso momento sia la fase ospedaliera che quella del territorio ed è un modello molto simile e compatibile con quello della Regione Sicilia. Sempre in materia di sanità saranno eseguiti all'Ismet di Palermo 92 interventi di pazienti del Di Cristina Schifani. Si rafforza così il nostro impegno per ridurre le liste d'attesa e il servizio. È stato siglato a Palazzo d'Orléans un protocollo d'intesa tra l'Arnas Civico di Palermo e l'Ismet finalizzato a ridurre le liste d'attesa dei pazienti pediatrici del Di Cristina. A firmarlo il presidente della regione siciliana Renato Schifani, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale della salute Salvatore Iaculino, il direttore generale dell'Arnas Civico Walter Messina e il direttore dell'Ismet Angelo
Luca. La convenzione prevede la presa in carico immediata da parte dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e per le terapie ad alta specializzazione di 92 bambini in attesa di un'operazione chirurgica alla parete addominale. Gli interventi, dopo una prima valutazione clinica, dovranno essere effettuati entro il 30 giugno di quest'anno. Si rafforza il nostro impegno per risolvere il problema delle liste d'attesa, afferma Schifani. E quello delle scorse ore è sicuramente un risultato importante che ci permette di garantire ai piccoli pazienti cure di altissima qualità grazie ad un centro di eccellenza come l'ISMET che con la Regione ha un rapporto ormai consolidato. In questo nostro cammino si conferma fondamentale la collaborazione con la componente privata del nostro sistema sanitario per garantire a tutti i cittadini l'accesso alle cure in tempi ragionevoli. Il numero delle prestazioni effettuate dall'ISMET sarà comunicato settimanalmente all'assessorato regionale della salute e dopo le rendicontazioni si procederà ai relativi pagamenti fuori dal budget annuale secondo il tariffario regionale. Il protocollo avrà validità sino all'azzeramento delle liste di attesa. La collaborazione con l'istituto rientra nelle previsioni del piano operativo del recupero delle liste di attesa varato dalla giunta regionale nel 2023 con un budget di oltre 48 milioni di euro con l'obiettivo di recuperare le prestazioni in sospeso utilizzando le strutture accreditate sia di diritto pubblico che di diritto privato. Per il 2024 a disposizione ulteriori 41 milioni di euro, anch'essi ripartiti tendenzialmente a metà fra pubblico e privato convenzionato. Gli ospedali siciliani sono sempre senza medici, ne mancano all'appello 1500. Negli ospedali siciliani mancano all'incirca 1500 medici. L'assessorato regionale alla sanità per coprire i vuoti punta su personale straniero. Sono difatti in arrivo 37 camici bianchi, per lo più argentini. All'assessorato alla sanità è tutto pronto per inserire nel sistema ospedaliero siciliano i nuovi 37 medici di nazionalità per lo più argentina. Il decreto è stato firmato alla fine della scorsa settimana e le ASP riceveranno a giorni i nominativi e le valutazioni dei nuovi camici bianchi da assumere. È la seconda tranche di un'operazione iniziata a dicembre del 2023 quando l'assessora Giovanna Volo e il dirigente Salvatore Iacolino firmarono il bando che apriva la sanità siciliana ai medici stranieri, una mossa pianificata da Renato Schifani per coprire i vuoti d'organico negli ospedali pubblici causati dalla fuga verso il settore privato, dove si guadagna di più e dove, come denunciato spesso dall'Ordine dei Medici, ci sono meno rischi di aggressione come quelle verificatisi spesso nei reparti di emergenza e nei presidi periferici. Il bando, pubblicato a dicembre, è sempre aperto e dunque in assessorato continueranno ad arrivare domande di medici che vogliono trasferirsi dall'estero. Con le 37 assunzioni di cardiologi, pediatri, anestesisti, psicologi e medici di medicina interna appena deliberate, il totale arriva a 70 posti già coperti, con contratti a termine di almeno 6 mesi, rinnovabili fino a tutto il 2025. Altre 20 assunzioni saranno deliberate a giorni, ha spiegato Iacolino, non appena la commissione esaminatrice avrà terminato la valutazione dei curricula. E poi ci sono già altre 10 domande in attesa di essere valutate. Al termine di questa prima fase saranno un centinaio i medici stranieri assunti, ma l'emergenza sarà tutt'altro che risolta, visto che un monitoraggio condotto dall'assessorato, proprio in vista del bando per cercare personale all'estero, ha indicato ben 1494 posti vuoti negli ospedali siciliani. Ne è venuta fuori una mappa delle carenze della sanità pubblica che mette i brividi, evidenzia infatti che molte postazioni chiave risultano scoperte, mancano ben 127 cardiologi, la carenza maggiore è però quella di medici di emergenza urgenza, ne servirebbero 302, mentre sono ben 324 i posti vacanti nei reparti di anestesia e rianimazione. Dallo stesso monitoraggio risultano mancare anche molti posti in medicina interna, ma servirebbero anche numerosi ortopedici e urologi. Dai dati è palese che non sarà un'operazione breve, ma a Palazzo d'Orleans si stanno mobilitando per pianificare le manovre future. Linea alla regia per gli spot pubblicitari.
Brutta sconfitta per l'Acragas che viene travolta per 5-1 dalla Reggina, una partita praticamente a senso unico che gli Amaranto da subito hanno messo le cose in chiaro. Ce ne parla meglio Carmelo Lentini. Pesante sconfitta dell'Acragas al Granillo di Reggio Calabria in questo giovedì di calcio, che incassa una manita senza troppe attenuanti. La compagine di Coppa ha ceduto inesorabilmente sotto i colpi rabbiosi dei ragazzi di Troncini, che scesi in campo con una mentalità giusta, hanno messo in chiaro sin dalle prime battute che contro l'Acragas dovevano arrivare i punti in palio, specie dopo lo stop subito a Vibo Valentia. Infatti non passano i primi 10 minuti che la compagine Amaranto si ritrova subito in vantaggio. Il difensore ospite Caramanno perde palla nella propria tre quarti, ne approfitta Provazza che lo supera di slancio e serve la corrente Renelus che calcia forte sotto la traversa. Sembrerebbe un gol a freddo, ma non è così perché Reggio Calabria continua a pigiare sull'acceleratore e al 16° una intuizione di Mungo mette nelle condizioni il capitano Barilla che dal limite non lascia scampo al portiere sorrentino. La gara inizia a prendere una brutta piega per la squadra dei Templi che al 37° subisce il tris sempre ad opera di Barilla. L'esperto calciatore infatti si libera di un paio di avversari e di sinistro supera Sorrentino che si lascia sfuggire il pallone dalle mani. Al ritorno in campo Coppa mescola le carte, effettua alcune sostituzioni ed è Liga su assist di Litteri al 48° ad accorciare le distanze con un tiro diabolico all'incrocio dei pali. Sembrerebbe un Acragas più tonico e volitivo, ma al 65° sugli sviluppi di un calcio d'angolo Girasole porta a 4 il vantaggio Amaranto. Partita chiusa? Affatto, perché la Regina vuole chiudere la gara con un altro gol che arriva al 76°. Rossetti fionda verso la porta, il pallone picchia sul palo, si avventa come un falco Marras che segna la cinquina. Un risultato pesante per la squadra del tecnico Coppa, probabilmente scesa in campo con lo spirito sbagliato. Adesso tutto in vacanza, si riprenderà il 7 aprile all'Esseneto contro la Cireale. Dunque dopo il crollo dell'Acragas, quella squadra biancazzurra è ben lontana dall'ultima esibizione casalinga vittoriosa con la Novegea. Adesso la squadra che va in vacanza torna a vincere invece il Licata con la Gioiese, mentre il Canicattì divide la posta in palio con la San Cataldese. In classifica generale l'Acragas viene nuovamente scavalcata dalla Novegea, che supera in casa il Reale Casalnovo e dai cugini del Canicattì. Sotto di un punto il Licata. Ma vediamo un po' i risultati di questo infrasettimanale. Licata Gioiese 4-0, Portici Sant'Agata 1-1, Reggio Calabria Acragas 5-1, Siracusa Ragusa 0-0, Acireale Vibonese 1-0, Igea Real Casalnuovo 3-1, San Luca incredibilmente Trapani 0-0, San Cataldese Canicattì 0-0. Hanno riposato Castrovillari e Locri. Noi questa involuzione ce l'abbiamo da quasi tutto il campionato, purtroppo in casa siamo una squadra e fuori casa un'altra, ma io una spiegazione me la do ed è abbastanza semplice. Noi siamo una squadra non con tanti giocatori maturi e di esperienza, siamo una squadra molto giovane, per cui in casa loro si sentono un po' più sicuri, si sentono un po' più alti col morale. E noi in casa inevitabilmente siamo un tipo di squadra e fuori un'altra, ma non perché i valori tecnici cambiano, ma perché cambia, come dice lei, la personalità del giocatore. La personalità del giocatore non si inventa, dipende da quante partite hai alle spalle, dipende da quante partite hai giocato nell'arco della tua carriera. La mia squadra è una squadra molto giovane, quindi non è veramente una scusa, ma è la semplice verità. Poi personalmente io sono il tipo che mi prendo sempre anche la brutta responsabilità di non dovermi preoccupare se devo perdere 1-0 o devo perdere 4-0, ok? Per cui sul 3-0 io ho messo in campo tutto quello che avevo per cercare di riprendere la partita, tutti gli elementi offensivi che avevo per cercare di riprendere la partita, perché a me poco importa perdere 1-0, perdere 5-0, credo che non cambia assolutamente nulla per la faccia di chi o non mi interessa, però abbiamo già detto, il motivo è questo.
E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili sullo streaming al sito www.televideoagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20, con replica domani mattina alle ore 9 sul canale 268, visibile su tutta Italia sulle Smart TV. Vi auguriamo pertanto una buona serata.